mensile dove vedo consigli per la moda bambine. Oggi abbiamo una news che sono le scarpe, che sono poi dei sandali, perché gli outfit che ho comprato sono molto freschi. E sono di Zara e vabbè, lasciamo stare tutto e andiamo a vedere gli outfit. Partiamo con una gonna, con un anello bello che io trovo semplice ma allo stesso tempo che fa scena e che si chiude a portafoglio, giusto? Sì, portafoglio. E abbinato con un top che riprende lo stesso disegno e dietro schiena scoperta. C'è quest'outfit con un semplice top bianco, bello e fresco, abbinato con dei ciclisti verdi e bianchi. E io adoro il verde, come vedete è quasi tutto verde. E passiamo a un altro outfit che è l'ultimo ed è il mio preferito. E partiamo con il pezzo sotto, che sono questi short ondulati qua e anche sulla taschina e il fiocchetto davanti con sopra, ok? Una canotierina, scusate, quella dietro, con una canotierina beige e schiena scoperta, con sopra, che vi dicevo per le serate un po' più fresche, scusate, è tipo, come posso dire, una mini felpina tipo top con maniche lunghe e corta come i top, quindi è una felpa mischiata top. Ok, mettiamo giù. E passiamo ai sandali. Partiamo subito da questo, che è beige, molto carino, con le stringhiette, che io abbinerei a questo outfit. E se no ci sono questi sandali che sono bellissimi, tutti lilla, che adesso va in tendenza il lilla, questa primavera-estate, con questo cuscinetto qua davanti, questo fiocco, vedete? Super morbido, che io abbinerei con questi qua verdi e bianchi. E ecco qua i vestiti. Nel prossimo video vi farò vedere come indossano e ciao!